apro un'inchiesta nei confronti di Trenitalia, perché queste cose non devono assolutamente succedere. L'ennesima odissea non passerà senza un'approfondita indagine su ciò che non ha funzionato. La promessa è quella di chi già ieri, nel pomeriggio di infuocate polemiche, parlava di scene da terzo mondo. I pendolari a piedi sulla massicciata del Ponte della Libertà per raggiungere Venezia, scesi da un treno regionale bloccato dietro al Frecciargento che ha tranciato un cavo di alimentazione dell'alta tensione, dando il via al caos. Passeggeri fuori per evitare di rimanere intrappolati nel convoglio con finestrini sigillati e senza aria. Una decisione che i tecnici della rete ferroviaria hanno definito pericolosissima e che ha costretto al rallentamento di altri treni per evitare rischi. Ma l'attacco dell'assessore regionale non si focalizza sull'incidente in se stesso. La valanga di segnalazioni di proteste degli oltre 400 pendolari bloccati nelle stazioni riguarda due questioni. La prima è la mancanza di informazione a chi è in treno, ma anche alle stazioni. Non può, i cittadini, i pendolari, gli utenti non possono essere considerati come merce da trasportare, sono persone umane che devono essere informati di quello che sta succedendo, e questo è totalmente mancato. E poi tempi e modi del piano di emergenza. È scattato parzialmente perché i servizi sostitutivi non si sono attivati immediatamente. Gente lasciata a se stessa, il ritornello dei pendolari che ieri hanno vissuto l'odissea. Qualcuno si sta già organizzando per intervenire con i movimenti in difesa dei consumatori. Nel frattempo la Giunta, alla quale è stata chiesta la convocazione di una seduta straordinaria sul tema del trasporto ferroviario, esige scuse e spiegazioni sul trattamento riservato agli utenti. Sono cittadini che pagano le tasse, che pagano il biglietto, quindi a cui dobbiamo portare tutto il rispetto